Il caso SUV Agrigento approda alla cronaca nazionale per la vicenda dell'acquisto dei SUV con un finanziamento per i poveri. La Sicilia resta in arancione, i parametri del cambio di colore sono stabili. Sciopero nazionale degli infermieri, la Sicilia in piazza a Palermo, nuovo switch off delle TV, Maniaci annuncia lo sciopero della fame, caro energia, ristoratori spengono le luci e accendono le candele. Arrestato 25enne di Naro, ha tentato di stuprare una 60enne. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il caso SUV va in onda a Striscia la notizia. Agrigento è stata teatro dell'ultimo servizio di Stefania Petix, mentre Giuseppe Di Rosa, vicepresidente di Codacons, è stato ascoltato dalla commissione parlamentare di indagine proprio su questa vicenda. Arturo Cantella. La vicenda dei SUV acquistati dall'amministrazione comunale di Agrigento e sollevata dal Codacons della città sta interessando parecchio l'opinione pubblica e non solo, ma anche l'amministrazione regionale siciliana. Giovedì infatti si è tenuta un'audizione speciale tenuta dalla Commissione parlamentare di studio per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi, mirata a quella del piano sociosanitario della regione siciliana sulle attività dei sindaci e dei comitati nei distretti sociosanitari, che è interessato quello di Agrigento, presente il presidente della commissione, il licatese Carmelo Pullara, il sindaco di Agrigento Miccichè, l'assessore alla famiglia Scavone, l'assessore alla sanità Razza, i relativi dirigenti assessoriali, presente anche l'agrigentino Marco Zambuto. Diverse le informazioni acquisite in materia che saranno attentamente vagliate dalla commissione stessa. Perfino il telegiornale satirico di Canale 5 Striscia la notizia, dove la popolare Stefania Petix ha dedicato un servizio speciale trasmesso a Canale 5 nella giornata di ieri. In diretta dal Palazzo dei Normanni, il palazzo dell'Assemblea regionale siciliana. Sono stato udito dalla commissione dell'onorevole Carmelo Pullara, presieduta, e l'argomento era la gestione del distretto D1. Eravamo collegati con Agrigento. È imbarazzante sentir dire alcune cose. Purtroppo Agrigento o cambia marcia, dobbiamo cambiare marcia. Agrigento o cambia marcia o altrimenti non si può più amministrare in questo modo. Non dovrebbero esserci cambi di colore delle regioni dopo il monitoraggio settimanale della cabina di regia di oggi. Stando alla tabella degli indicatori decisionali al vaglio dei tecnici, a quanto si apprende nessuna regione supera le diverse soglie di rischio di ricoveri. Salvo sorprese dell'ultimo minuto, la Sicilia dovrebbe quindi restare in zona arancione, nessuna regione in zona rossa in Italia. Sciopero degli infermieri in Sicilia, tutti in piazza a Palermo per chiedere il rispetto della categoria. I dettagli nel servizio. Anche in Sicilia gli infermieri incrociano le braccia per rivendicare maggiore attenzione dalle istituzioni. Il NURSIND, sindacato delle professioni infermieristiche, ha proclamato un giorno di sciopero. Oggi, 28 gennaio, a Palermo davanti a Palazzo d'Orleans, hanno manifestato lavoratori provenienti da tutte le province. Condizioni di lavoro inaccettabili, mancato riconoscimento delle competenze, gravi carenze d'organico, con un rapporto paziente-infermiere molto spesso sotto la soglia di guardia. Questi alcuni dei motivi che hanno spinto la sigla autonoma a protestare in tutta Italia. Alla manifestazione di Palermo presente anche la delegazione di Agrigento. Di Agrigento e dell'osservatore, oggi il 28 gennaio siamo qua a manifestare il nostro dissenso nei confronti della politica siciliana per quanto riguarda l'assistenza sanitaria che abbiamo dentro ospedali. Le motivazioni nostre sono una a livello nazionale che riguarda l'indennità specifica e già sono stati stanziati soldi, 330 milioni che ancora noi infermieri non sono stati erogati a differenza dei medici. La qualità assistenziale che abbiamo degli ospedali che sta diventando scadente, quando manca molto personale infermieristico. Il rinnovo dei contratti, soltanto per quelli a tempo determinato, soltanto dei 3 mesi, quelli Covid, dopo 23 mesi di pandemia. Siamo qua a dimostrare il nostro dissenso nei confronti di tutte le istituzioni che ci hanno abbandonato in questo periodo di pandemia.
Ormai il governo ha deciso, le televisioni locali dovranno chiudere, non solo vengono azzerati i contributi, ma addirittura vengono sottratte le frequenze. Tutto nasce dalla necessità di trovare spazio per i servizi della telefonia 5G e questo spazio lo si vuole ricavare all'interno delle frequenze utilizzate dalle televisioni locali. Di fatto il governo, su sollecitazione dell'Unione Europea, ha deciso di trasformare quella che era un'autostrada a 4 corsie in una provinciale, destinando una buona metà della carreggiata ad altri scopi, quelli della telefonia 5G. Il conto alla rovescia verso lo switch off, termine inglese che rende un po' meno amara l'italianissimo spegnimento, è vicino. Il passaggio, oltre a mettere fuori gioco tantissimi apparecchi televisivi ancora funzionanti, anche se un po' datati, rischia di spegnere la voce delle piccole e medie emittenti locali. Il passaggio alla nuova tecnologia, infatti, se da un lato assicura un segnale più chiaro e stabile, dall'altro ha un prezzo decisamente più alto. Chi vuole continuare a trasmettere deve mettere mano al portafoglio e pagare il nuovo servizio. Quante TV ci riusciranno a chiudere? Saranno in molte, altre sperano nell'intervento in zona Cesarini della politica, qualcuna sta organizzando il passaggio al web, altri come il siciliano Pino Maniaci hanno iniziato a scioperare. Il nostro direttore Arturo Cantella. Continuano le proteste da parte di imprenditori televisivi che, a causa del riordino delle frequenze operato dal MISE, Ministero per lo Sviluppo Economico, si sono visti dimezzare la banda dei 700 MHz da sempre in dotazione alle radio e TV locali e che da poco tempo vendute ai colossi del 5G. Diverse le emittenti televisive che si vedranno costrette a chiudere e per le poche che restano i canoni di affitto della banda alla Rai o a Mediaset si devono pagare oltre centinaia di milioni di euro l'anno per transitare nei loro cosiddetti MUX. E protestare questa volta è l'editore e il giornalista di Teleatto di Partinico, Pino Maniaci, che andrà a Roma a effettuare uno sciopero della fame insieme ad altri editori siciliani al fine di sensibilizzare il governo e il Ministero dello Sviluppo Economico. Questa vicenda sta interessando il settore radiotelevisivo privato. Cari editori, cari amici, cari colleghi, vi invito e vi esorto ad essere presenti martedì mattina a Roma, nella sede del Ministero dello Sviluppo Economico in via Morise 2, per iniziare questo sciopero della fame insieme a me, per cercare di rimanere vivi, di rimanere accesi e di continuare con la nostra libera informazione. Quello che vi raccomando è che da sempre la storia la scrive il popolo, l'unione fa la forza. Andare a Roma e andare solo 4 persone ci rideranno in faccia, visto che ci sono circa 80 televisioni che restano fuori. Se siamo tutti uniti siamo sicuri che vinceremo questa battaglia e che ovviamente nessuno ci spegnerà. Vi aspetto martedì mattina a Roma in via Morise 2 davanti alla sede del Ministero dello Sviluppo Economico. E protestano anche i ristoratori per i rincari sull'energia. Ieri candele accese nei ristoranti. Spegniamo la luce per non spegnere il lavoro. Questo è lo slogan dell'iniziativa. Vediamo. Blackout dinner. Spegniamo le luci per non spegnere il nostro lavoro. Questa sera centinaia di ristoranti in tutta Italia, da nord a sud, spegneranno le luci e rimarranno a lume di candela per protestare contro l'aumento spropositato delle bollette, che arriva come una tegola per il settore della ristorazione già colpito dal periodo di pandemia. Speriamo che il nostro grido silenzioso arrivi a chi di dovere, che il governo faccia celermente qualcosa per calmierare i prezzi delle utenze.
protesta di oggi è una protesta che riguarda non solo i ristoratori, i privati, ma anche i semplici cittadini, quindi sono molto felice di farne parte e non vedo l'ora di condividere questo momento insieme ai clienti che verranno a trovarci. Elezioni del Presidente della Repubblica, quinta giornata, da oggi doppia votazione alle 11 e alle 17. Il servizio di Lello Casesa. Il copione è ancora lo stesso. Nella quarta votazione di ieri per l'elezione del Presidente della Repubblica nulla di fatto ed anzi alcuni partiti hanno deciso l'astensione o scheda bianca, con alcuni nomi di bandiera, mentre nella notte sono continuati gli incontri e le trattative. Questa mattina alle 8:30 è stata convocata una riunione con le delegazioni di PD, Movimento 5 Stelle e Leo per decidere se il nome proposto dal centrodestra della Presidente del Senato Casellati sarà confermato e quindi assumere una decisione. Il vertice serale del centrodestra dovrebbe indicare Elisabetta Casellati per la quinta votazione. È il nome più prestigioso, dice il presidente della Liguria Toti, che ha ricevuto delega dai leader per trattare con gli altri. Ho avuto mandato di esplorare tutti i profili per informare i leader del centro-sinistra, Letta, Conte e Speranza, e definire un percorso. Ribadisce il vice segretario del PD Peppe Provenzano un tweet di Enrico Letta in cui si bocciava la candidatura di Elisabetta Casellati scrivendo: proporre la candidatura della seconda carica dello Stato insieme all'opposizione contro i propri alleati di governo sarebbe un'operazione mai vista nella storia del Quirinale, rappresenterebbe in sintesi il modo più diretto per far saltare tutto. Nella serata di ieri era rispuntato nuovamente il nome di Franco Frattini, aveva avanzato dal centrodestra, che ha fatto irrigidire PD e Italia Viva, già schierati contro, ed una dichiarazione al vetriolo di Matteo Renzi. Hanno scambiato l'elezione del Presidente della Repubblica con le audizioni di X Factor. Usare il Presidente del Consiglio di Stato Frattini, una carica istituzionale così autorevole, per spaccare la maggioranza di governo è un segno evidente che non c'è la volontà di trovare una soluzione per il Quirinale. Il nome del prossimo Presidente della Repubblica dovrà essere frutto di un percorso di condivisione, non di uno schema di una sola maggioranza. Tutte le proposte che dovessero emergere da uno schema del genere sarebbero per noi inaccettabili. Questo è il messaggio che arriva invece dal Nazareno. C'è da notare invece che i 166 voti su Mattarella di ieri mostrano l'idea della continuità, confermando il quadro attuale: Draghi al governo e l'attuale inquilino al Quirinale. Far finta di cambiare per non cambiare nulla. I carabinieri della stazione di Naro hanno arrestato un disoccupato 25enne accusato di aver tentato di violentare una casalinga 60enne del posto. Il fatto si sarebbe verificato lo scorso 3 gennaio. Adesso, al termine dell'attività investigativa coordinata dalla Procura di Agrigento, è arrivato il provvedimento cautelare firmato dal GIP che ha disposto gli arresti domiciliari. Secondo una prima ricostruzione, ma il riservo investigativo è assoluto, il giovane si sarebbe presentato a casa della donna, molto più grande di lui, sperando di non trovare nessuno. Una volta dentro casa avrebbe cominciato a palparla tentando un approccio sessuale. La casalinga è riuscita a divincolarsi e poco dopo ha denunciato tutto ai carabinieri della locale stazione. Continui furti di aiuto, teatro dell'episodio è Canicattì, dove ancora una volta è scomparsa una Fiat 500 utilizzata da un disoccupato 37enne del luogo, da via Lombardo nel centro città. Lo stesso si è presentato dai carabinieri della compagnia cittadina e ha formalizzato la denuncia di furto a carico di ignoti. L'utilitaria era stata lasciata posteggiata ad ora di pranzo e al momento di riprenderla, alle 20 dell'indomani, non c'era più. Qualcuno, senza essere visto, è riuscito a forzare l'utilitaria e a portarla via. I militari dell'Arma, dopo aver raccolto la denuncia, hanno avviato le indagini.
Sbarchi senza sosta a Lampedusa. Dopo i 112 migranti giunti ieri sull'isola con 3 differenti approdi, nella notte altri 98 hanno raggiunto la più grande delle Pelagie. Gli uomini della Capitaneria di Porto li hanno intercettati a circa 29 miglia su un barcone lasciato alla deriva. Arrivano dal Bangladesh, dall'Egitto e dalla Somalia. Dopo un primo triage sanitario al molo Favarolo, anche per loro è stato disposto il trasferimento allo spot di Contrada in Briacola. Sono iniziati i lavori per il rinnovo e la riqualifica della Ferrovia dei Templi. Il nostro direttore Arturo Cantella. Da alcuni giorni sono iniziati i lavori per il rinnovo e la riqualificazione della Ferrovia dei Templi, la linea turistica che collega Porto Empedocle con Agrigento Bassa. L'allestimento del cantiere è partito già da alcuni giorni nel mese di dicembre, ma è in queste settimane di gennaio che si sta assistendo a una grande accelerazione degli stessi. Mercoledì molti agrigentini hanno notato diversi spostamenti di mezzi e di lavoro ferroviari e movimenti sia ad Agrigento Centrale che lungo la sua linea. La stazione di Porto Empedocle offre un colpo d'occhio in questi giorni ancora più particolari. I binari infatti sono occupati da diversi mezzi di lavoro usati dai ferrovieri e dagli operai stessi, impegnati in quello che da subito appare come uno dei cantieri più grandi che quest'area ferroviaria abbia mai ospitato. I lavori sono stati avviati da Rete Ferrovie Italiane su input della Fondazione Ferrovie dello Stato. Lo scorso 25 gennaio, proprio nella sede di Villa Patrizzi, è arrivata la conferma del definitivo avvio dei cantieri. Tra gli importanti interventi previsti, scrive la Fondazione Ferrovie dello Stato, la situazione integrale dell'armamento con risanamento della massicciata, la realizzazione della nuova fermata prevista al Tempio di Vulcano, la revisione dei deviatoi della stazione di Porto Empedocle Centrale, il rifacimento delle travate metalliche e il consolidamento dei treni in galleria e di alcuni versanti in frana. Un intervento quindi a 360 gradi capace di potenziare e mettere in sicurezza una linea che sotto il profilo turistico negli anni recenti ha visto crescere il numero di utenti e che ha delle grandi potenzialità anche sotto il profilo commerciale. La linea dei Templi, è bene ricordare, oltre che ad attraversare il parco archeologico della Valle dei Templi, collega il porto di Porto Empedocle con il centro della città di Agrigento, innestandosi inoltre nelle linee per Palermo e Caltanissetta. Da anni si parla di 1 metro di superficie, sfruttando proprio questo percorso. I lavori in corso in questi giorni potrebbero aprire a questa prospettiva e richiamare l'attenzione politica necessaria per rispolverare i progetti. Vedere questi lavori, ha commentato il presidente delle Ferrovie Caos Mario Indelicato, per noi soci è motivo di una grande soddisfazione e ringraziamo sia la Fondazione delle Ferrovie che Reti Ferroviarie Italiane per la costante attenzione che da anni mettono su questa linea ferroviaria. I lavori, conclude Mauro Indelicato, permetteranno di aumentare l'offerta turistica e sono anche importanti in prospettiva di un'offerta commerciale a tutto tondo. Caso Saguto, processo d'appello a Caltanissetta. Ieri è iniziata la requisitoria sul banco degli imputati, l'ormai ex giudice Silvana Saguto e il suo cerchio magico. I dettagli nel servizio. Questo non è un processo all'antimafia. Abbiamo solo fotografato alcune condotte illecite e vi assicuro che è stato un processo doloroso, molto doloroso anche per noi. Un dolore lancinante, un coltello senza manico. Scandisce le parole lentamente la procuratrice generale di Caltanissetta, Lia Sava. Sono da poco passate le 10 del 27 gennaio appena trascorso, quando inizia la requisitoria del processo d'appello al giudice ormai radiata dalla magistratura. Silvana Saguto, lei è assente, ma c'è il marito, Lorenzo Caramma. La rappresentante dell'accusa si ferma e riprende. Niente suggestioni esterne, nessun sollecito mass mediatico. L'accusa sottolinea ancora che nessuno di noi ha messo in dubbio l'importanza strategica dell'ufficio misure di prevenzione nel contrasto alla mafia, solo che ad un certo punto il sistema si è ammalato. Noi non abbiamo titolo per dare giudizi morali, vi assicuro che abbiamo maneggiato con cura il materiale probatorio, tiene ancora a precisare Lia Sava.
l'ex potente presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo è imputata insieme ad altre 11 persone di corruzione e abuso d'ufficio. In primo grado era stata condannata a 8 anni e 6 mesi di carcere. Alla sbarra anche l'avvocato Gaetano Cappellano Seminara, presente in aula, condannato a 7 anni e 6 mesi, 6 anni e 10 mesi per l'ex professore della Core Carmelo Provenzano, 3 anni per l'ex prefetto di Palermo Francesca Cannizzo. Un sistema perverso e tentacolare lo avevano definito i pubblici ministeri Maurizio Bonaccorso e Claudia Pasciuti nel corso della requisitoria del processo di primo grado. Assolti invece Vittorio Saguto, padre dell'ex magistrato, Aulo Gigante Lorenzo Chiaramonte, ex giudice della sezione misure di prevenzione. Assoluzioni diventate definitive. E ancora Sava durante la requisitoria ha parlato di prove a partire dalle intercettazioni ambientali e telefoniche. Lia Sava ci tiene a sottolineare, lo fa più volte, che la genesi del processo all'ex giudice Saguto non è nata dal servizio delle Iene o da un sollecito mass mediatico. Ribadisco che non è un processo sull'etica, ma sui fatti giuridicamente rilevanti. Parla poi di un tessuto connettivo che si ammala e che prima era sano. Ma come nasce l'inchiesta che ha portato al processo Silvana Saguto? Nonché il suo cerchio magico, per caso, da una intercettazione in un autosalone a Gela tra un dipendente del salone e un finanziere. A raccontarlo, proseguendo la requisitoria, e ancora la procuratrice. La DDA di Caltanissetta aveva avviato un'indagine sul territorio di Gela, dice, che riguardavano una nota concessionaria di autovetture, e nel corso di una conversazione tra un militare della Guardia di Finanza e una della concessionaria, la DDA comprese che questo dipendente si lamentava del fatto che per l'acquisto di 10 vetture dalla concessionaria BMW era stato pagato una somma di 1.000 euro, 100 euro a macchina, probabile frutto di un'attività estorsiva. Ecco perché la Procura di Caltanissetta trasmetteva per competenza copia della notazione alla Procura di Palermo. Questo è il primo atto di interesse. Cosa fa poi la Procura di Palermo? Avvia un'indagine, individua la concessionaria della nuova Sport Car che era sotto amministrazione giudiziaria in danno degli eredi Rappa. 6 mesi dopo la Procura di Palermo trasmetteva una notazione di indagine alla Procura di Caltanissetta perché dalle intercettazioni che erano state inviate erano emersi profili di responsabilità in capo alla dottoressa Saguto in relazione alla gestione delle misure di prevenzione. E ancora la prova che questo processo non esce da nessun sollecito mass mediatico è la testimonianza di Claudia Rosini, ex collega delle misure di prevenzione di Silvana Saguto. È stata una testimonianza molto importante perché descrisse esattamente cosa stava accadendo. Poi ricorda, a giugno del 2015, quando era ancora tutto coperto dal segreto investigativo, Rosini aveva presentato una domanda di trasferimento ad altra sezione perché avvertiva un senso di isolamento e di disagio all'interno della sezione misure di prevenzione. Cita alcuni passaggi di quella testimonianza e dunque Elia Sava ci tiene ancora una volta a sottolineare che in tutto ciò non sono presenti suggestioni esterne, ma una voce interna e capace di narrare quei fatti. Dopo Elia Sava ha preso la parola il sostituto procuratore generale Antonino Patti. Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Alessandro Quattrocchi, ha disposto l'assoluzione nei confronti di un cartomante palermitano, Mario De Rosa, e di Carmelina De Rubeis, accusati di truffa aggravata ai danni di una donna agrigentina. Quest'ultima aveva raccontato di essersi affidata al cartomante dopo aver seguito una trasmissione locale in cui chiedeva lumi sul futuro lavorativo del figlio, consigli che secondo la donna e il figlio, che hanno poi denunciato e fatto partire il processo, sarebbero costati oltre 100.000 euro, una tesi che però non ha retto al vaglio dibattimentale, venendo smontata dalla difesa sostenuta dall'avvocato Vincenzo Vitello. Entro 90 giorni si conosceranno le motivazioni della soluzione. Ieri sono trascorsi 100 anni dalla morte di Verga, omaggio allo scrittore catanese, padre del verismo. Vediamo. Ci siamo riuniti in questa forma molto semplice per pregare e suffragare l'anima di Giovanni Verga, nostro compaesano, diciamo così, di Vizzini, dove lui
ha visto, ha vissuto e ha composto molte sue opere parlando della nostra città. Il Verga, insieme a Capuana, insieme a Pirandello, insieme a Quasimodo, siciliano pure, premio Nobel, e insieme ad altri come a Ugo Sciascia, insieme a Camilleri, morto da poco, sono quelli che hanno maggiormente parlato del nostro popolo, un popolo che ha molto sofferto, un popolo onesto che va alla ricerca. Certo, la Sicilia a volte insieme a tutto il meridione è stato calpestato, ma la dignità del nostro popolo e la volontà di riuscire. Verga è chiamato anche verista, ma non voglio entrare in questa parte letteraria che può essere anche di pensieri differenti. Però è certo un fatto, negli anni in cui sono stato a Vizzini vedevo che tutto parlava delle novelle, che non erano molto novelle, ma c'era molto di vero e di verità. I nomi possono essere inventati, tanto che noi conosciamo per eccellenza la cavalleria rusticana, ma ci sono i Malavoglia, ci sono altre novelle che effettivamente fanno pensare, fanno riflettere. Preghiamo per quest'uomo che 100 anni fa lasciava questa terra. Un progetto che inizia qualche anno fa e che parte dal periodo della mia sindacatura a sindaco di Vizzini. Un programma ricchissimo, già qualche settimana fa lanciato, in cui si articolano rassegne, festival, premi, omaggio al grande scrittore verista, appunto Giovanni Verga. Un'occasione per conoscere meglio e approfondire i suoi scritti, un'occasione per riflettere sui contenuti e su ciò che era il messaggio che voleva lanciarci, un'occasione per promuovere un territorio, una grande città come quella di Vizzini, un'occasione per far sì che la cultura unisca in un momento di grande difficoltà che stiamo vivendo legata appunto alla pandemia. E mi auguro che possa ricevere il sostegno di tutti, perché la cultura non ha confini e diventa uno strumento piuttosto di legame e di crescita per tutti noi. Adesso c'è la pubblicità, tra poco, vi aspetto. I carabinieri salvano e restituiscono al mare la caretta Fiamma, era stata trovata al largo di Lampedusa con un amo in gola. Arturo Cantella. A Lampedusa i carabinieri riportano in mare la tartaruga marina Fiamma. Al termine delle amorevoli cure prestate dal centro recupero tartarughe dell'isola di Lampedusa, finalmente nei giorni scorsi al largo della più grande isola delle Pelagie, le volontarie del centro insieme ai carabinieri della motovedetta N801 hanno riaccompagnato in mare un bellissimo esemplare di caretta di circa 20 kg, a cui era stato dato il nome di Fiamma. Il rettile era stato salvato dall'equipaggio della motovedetta dell'Arma dei Carabinieri lo scorso 31 luglio, durante una delle tante pattuglie a mare nel canale tra Lampedusa e l'isola di Linosa. I militari dell'Arma dei Carabinieri avevano notato il rettile galleggiare in superficie in evidente stato di difficoltà natatoria a causa di un amo di pesca conficcato in gola e la lenza impigliata in una pinna. Immediatamente i carabinieri l'hanno recuperato e portato a bordo, affidato la tartaruga marina alle cure del centro recupero tartarughe del posto. La responsabile, dottoressa Daniela Freggi, ha estratto l'amo e uno spezzone di lenza parzialmente ingoiato. Fiamma, il nome della tartaruga, è stata operata, curata e seguita amorevolmente per circa 6 mesi fino alla sua completa riabilitazione. Grande è stata l'emozione quando la tartaruga si è liberata ed ha potuto finalmente prendere il largo, seppure con una pinna amputata, ma con una grande voglia di solcare i mari delle isole Pelagie.
Uno squalo della specie verdasca in difficoltà ha partorito 9 squali sulla spiaggia di San Giorgio a Sciacca. 4 donne a passeggio sul bagnasciuga si sono imbattute nello squalo del tutto spiaggiato e hanno telefonato alla guardia costiera. E così lo squalo è stato trascinato a mano nell'acqua bassa con i piccoli al traino fino a che ha ripreso il largo. Domenico Macaluso del WWF commenta: l'evento è straordinario sotto tanti aspetti, sia per la singolarità del parto avvenuto a pochi metri dalla battigia, sia per l'epilogo positivo della vicenda. Si tratta, prosegue, di un giovane esemplare femmina di Blue Shark o verdesca e verosimilmente si è disorientata avvicinandosi alla costa fino a spiaggiarsi. Cane trovato morto, pare per avvelenamento ad Alessandria della Rocca, poi scompare la carcassa. Vediamo. Il movimento di tutela per gli animali denominato Stop Animal Crime Italia, un ente nazionale di denuncia per i reati a danno degli animali e dell'ambiente, ci segnala un caso avvenuto nella città di Alessandria della Rocca, che sono verosimilmente la causa del decesso del cane trovato morto, la cui salivazione presente in loco presentava proprio tracce di veleno. La presenza del cane è stata segnalata da un cittadino ai vigili urbani del luogo e ai nostri attivisti che, giunti sul posto solo dopo 25 minuti, non hanno trovato più il corpo del cane. Un mistero, sì, proprio un mistero, quello di un cane morto segnalato ai vigili e scomparso dopo pochi minuti, impedendo di attivare la procedura di legge, ossia quella di accertare il sospetto avvelenamento e conseguente tabellazione dell'area ad opera del sindaco. Abbiamo sporto denuncia all'autorità giudiziaria per chiedere l'individuazione dei responsabili e gli accertamenti in tema del contrasto al randagismo in un comune dove alcuni dipendenti si sono lasciati spesso andare, proferendo parole non proprio rispettose né dei cani né delle leggi dello Stato, come ad esempio un dipendente cita il comunicato stampa dell'ufficio tecnico a cui ci siamo rivolti per segnalare il caso, quando ha risposto: l'importante è che sia stato tolto. Invitiamo per l'ennesima volta il sindaco di Alessandria della Rocca, Giovanna Bubello, a prendere seriamente il problema in mano e i cittadini a capire che molti dei loro soldi vengono spesi per mantenere pochi cani in un canile, ma zero nella prevenzione del fenomeno, molto presente nel nostro territorio. Quindi l'appello a contattare il movimento per segnalare maltrattamenti, avvelenamenti, abbandoni e omissioni di chi è preposto. Ricordiamo che migliaia sono i casi in tutta Italia di cani randagi, ma anche gatti avvelenati quotidianamente per mano, non solo da cittadini criminali, ma anche di soggetti che a tal scopo e sistematicamente spargono sostanze tossiche come topicidi, lumachino o altre polpette contenenti chiodi o simili. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.